Al via nella città di Sora la prima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica Vittorio De Sica. Il ricco cartellone di eventi è stato presentato in conferenza stampa nella sala consiliare del Palazzo Comunale. La mostra è promossa dall'Assessorato alle politiche culturali del Comune di Sora e finanziata dalla Regione Lazio. È realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e con la Presidenza del Consiglio Provinciale di Frosinone. Tra i primi eventi eccellenti della Mostra d'Arte De Sica, lo spettacolo del grande attore e regista Michele Placido, mercoledì 27 giugno in piazza Maier Ross. Presentiamo un cartellone importante di eventi cui la provincia ha aderito dalle primissime battute. La mostra cinematografica di fatto si inserisce nel cartellone di Ciociaria Sapori e Suoni, che permetterà alla città di Sora di ospitare un altro grandissimo protagonista del nostro cinema. Dopo aver portato qui Giancarlo Giannini, sarà la volta di Michele Placido il prossimo 27 giugno. Era un impegno assunto, un impegno della provincia con la città, e siamo riusciti ad organizzare questo evento. La cultura, si dice tante volte, è un volano per il territorio, è probabilmente un'industria sana e che produce risultati sotto gli occhi poi di tutti. La ricreazione, di fatto tutto ciò che ruota intorno allo spettacolo, e soprattutto nei momenti estivi lo svago per eccellenza. Questi testimonial così importanti che sposano i nostri eventi, l'evento della provincia e della città di Sora, testimoniano appunto la valenza di un progetto, e nota non da poco la provincia di Frosinone, ancora una volta quest'anno è l'unico ente provincia dopo la riforma del Rio a riuscire ancora ad attrarre risorse regionali ed investire in cultura. Cultura, ci si permetta di dire, con la C maiuscola. La mostra d'arte cinematografica Vittorio De Sica si svolgerà dal 25 giugno fino al 14 settembre, portando nella cittadina volsca concerti, balletti, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, oltre al concorso cinematografico. Un importante progetto di promozione culturale del territorio attraverso l'arte cinematografica, nel nome del maestro del cinema sorano Vittorio De Sica. Vittorio De Sica è una figura imprescindibile, come lo è Cicerone per Arpino, quindi mi sembra doveroso costruire tutto attorno a lui, e visto che il cinema è l'arte che contiene la musica, la danza, il teatro, perché non creare questo grande contenitore, come appena detto, per ripresentarle e riproporle tutte quante. Quindi una serie di eventi che partiranno il 25 di giugno e per terminare il 14 settembre, dove presenteremo teatro, danza, musica, quindi abbiamo coinvolto le compagnie locali di recitazione, i laboratori teatrali presenti negli istituti comprensivi, e concerti di musica classica, dove andremo a commemorare la nascita di Vittorio De Sica proprio il 7 luglio sotto la casa di Vittorio De Sica, con l'Orchestra da Camera di Roma, il ballerino Alfonso Paganini, la grande star Michele Placido, che il 27 giugno regalerà a Sora questo spettacolo grazie alla collaborazione della Presidenza del Consiglio Provinciale di Frosinone. Ad affiancare l'amministrazione sorana nella realizzazione della mostra d'arte, un tavolo tecnico composto da Antonio Mantova, Tiziano Rea, Michele Saccucci, Federico Mantova ed Armando Caringi, oltre alla consulenza artistica del maestro Francesco Mariozzi e di Anna Maria Tollis.